Ruvini, spiccioli e grandi, di là torna a Nassi, se possibile. È chiaro per tutti che ormai non siamo proprio dentro di un svolto epocale, che a saltare in fur con qualche trauma e la sans da qualche rovina. In tutto caso l'importante è saltare fuori, se possibile, con una vitalità nuove e nuove idee costruttive, perché l'umanità non torni da ma si rigeneri su fondi nuovi. E l'arte, con la sua sensibilità forte o con la sua ironia fertile, intanto può essere segnalare il problema e magari fin tremai indica una strada di provare a fare o di provare a fare. E poi girato un po' in giro ci sono cose sparse anche dietro le stalle, dentro la stalla. E come dicevo, se vi serve uno spazio perché pensate che possa andare bene per fare l'installazione o mettere una scultura, può liberare e usare. Sì, vi farò ridere con le mie lacrime. Che cosa ci ho? Sperato per farlo stare in piedi questo. Occhio che non è proprio sicurissimo. Sono bello. Abbiamo fatto una foto prima. No. Comunque gira a vuoto. La cosa che a me interesserebbe tanto sarebbe quella di non produrre. Cioè non produrre per non creare rovine. Perché se è semplice rinascere da una rovina, molto più complicato rinascere da una non rovina. Allora dovremmo riuscire a costruire un oggetto, che ci consenta di creare un sistema di pensiero legato alla rinascita, ma senza passare per una rovina. Questo sarebbe la sfida interessante, perché mettere in scena una rovina dicendo a te rinasci da questa rovina è molto semplice, ma negare una rovina, cioè nasconderla e chiedere di rinascere, questo è complesso secondo me. Allora questa è la sfida che potremmo in qualche maniera affrontare. Ma io sto pensando al non oggetto, io sono legato all'idea del non oggetto, più che dell'oggetto. Per cui è che l'oggetto è un codice che semplifica la comunicazione. Mentre tutti si prodigeranno a produrre qualcosa, io vorrei prodigarmi a non produrre nulla, ma non come segno distintivo o come segno provocatorio, ma proprio come pensiero. Secondo me questo potrebbe essere. E adesso come questo vada in scena, questa è la cosa più complicata. Tipo diversi layer, ok? Però io la parte che attaccherei è quella del piano, non del cielo. Con quella del cielo possiamo ribaltarla comunque. Sbalzo da già che questo è muro? No? Il fatto di vedere una cosa perfetta o comunque rimessa a nuovo ha il suo spunto fascino, no? È chiaro che non possiamo basarci solo sull'affetto. Forse ci troviamo in una situazione del genere perché manca un legame con la vera essenza dell'uomo. La vera essenza dell'uomo è l'amore. E almeno per me. O comunque la ricerca di un amore. E allora proiettiamo il nostro amare in una nostra visione, lo proiettiamo in uno specchio, dove sono le nostre aspettative che non riusciamo mai a coglierle. E quindi la vita diventa un gioco. E quindi questa partita a calcetto diventa veramente il gioco della vita, no? Dove noi ci poniamo sulla maglietta delle aspettative e nelle palle dei risultati. Combattiamo tra il disinnamorarsi e l'amarsi, tra il disinnamorarsi e l'amore, tra il bianco e il nero.
anche. Allora, De Borini, vai là. Forse la cosa che mi interessa di più è questa questione è la possibilità nel precario. Quindi cioè, in questa sorta di sopravvivenza. Non penso che sarà una catastrofe con delle rovine e con una rivoluzione, ma penso che sarà una sopravvivenza con tante rovine, questo è. Quindi il lavoro in realtà sarà una struttura molto sottile in cui sopravvivono delle cose. È una sorta di paesaggio, è una sorta di teatro, è una sorta di disegno, sono queste 4 cose insieme. Tutto deve avere sotto un pezzo, secondo me. E allora starà tutto più su. Che eleganza anche i passi. Dai, bravissimo. Però prova a piegarlo. Sembra scivoli, alla di coach. È che non si sente neanche la voce, ma va. No, si sente, nonna. Però i livelli mi piacciono come si vedono, anche qua. Perché questa casa qua è una casa a Firmano, sono nati zone. Tlej v redu zdaj. A riješi tu? Je, vidi. Tlej še malo, naravno. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ne, 6, 2, 4, 5. Ne faremo tanti di lavori oggi. Ci sarà questo dove c'era scritto arrivo e partenza, ma il percorso non si conosce. Scriveremo a terra come fanno gli infanti, come fanno gli adolescenti quando si amano, scrivono ti amo a terra con le scarpe. Allora noi scriveremo in maniera molto più banale, ma perché deve essere più diretta, sono a terra. Ma è ciò che è vero. Io sono a terra, sono ancorato a terra, però l'opera, guardandola, tutto farà tranne che spingerti a pensare che tu lo sia davvero a terra. Ecco, questo voglio fare. Potevi lasciarlo lì. Anche perché non lo prenderemo mai. Aspetta. Faccio un provo. Secondo me non passa. Non passa, sono quegli. Adesso magari non viene più fuori. Infatti. Sto lavorando una specie di ready made in qualche modo, nel senso che mi sto immergendomi anzi in questa atmosfera, cercando il materiale più secondo me consono al tema, che secondo me io la volevo affrontare da un punto di vista del lavoro, in che senso che oggi sappiamo la fragilità, soprattutto anche per noi artisti, ma in generale tutti, il problema del lavoro è uno dei grossi problemi attuali. Allora in qualche modo ho cercato di individuare degli elementi, dei piccoli oggetti che rappresentano il lavoro, un lavoro del passato in realtà anche molto fisico, no? Vediamo proprio delle classici strumenti di lavoro di una volta, no? Allora in qualche modo sto partendo dall'idea del ready made, cercando di decontestualizzare e creare una specie di scultura, no? Io credo che l'arte ha questa potenzialità di dare proprio forza, di rinnovare nuove energie, perciò in qualche modo è un lavoro proprio sul lavoro, su ridare nuove dinamiche agli oggetti di lavoro.
sta salendo o si sta abbassando? Beh, comunque intanto abbiamo capito che può starci in equilibrio. Può starci, anche se è precario, cioè non è proprio dritta. È quello che vogliamo. Beh, un po' di precarietà, Sì. Visto il momento storico, perché Sì, siamo minimo. anche... Ok. Sono le dita? Ma Li dobbiamo sovrapporre un po' meno allora. C'è un po' di... Così. Proviamo ad alzarlo. Sì, qua sarà 1 metro qualcosa, no? Possiamo andare là a vederlo? Prendo il telefono e arrivo. va bene? C'è un po' di vento. Sì, qua sì. C'è anche vento? Perfetto. Boh. E casomai facciamo un'anima, no? O lo facciamo più piccolo. Ci chiedono praticamente come si possa risollevarsi o rigenerare una crisi. Siamo partiti dall'idea che appunto la crisi è un momento oscuro nel quale serve riportare della luce e della chiarezza. E la parola che da subito ci ha convinto di più su come poter fare questa cosa è stata la parola equilibrio. Quindi da qui siamo partiti alla ricerca di qualcosa che potesse comunicare l'idea di equilibrio, ma equilibrio tra cosa? Quello che è nato dai nostri ragionamenti è l'idea di un equilibrio tra il nostro passato, la nostra storia, quello da cui arriviamo e quello che invece dobbiamo ancora fare, quindi riuscire a intersecare queste due parti e a farle diventare una cosa nuova. Da qui appunto abbiamo scelto di intervenire su un unico oggetto per rendere il lavoro molto asciutto e sintetico. Questo oggetto in realtà non è altro che un tubo in ferro arrugginito. I due interventi sono molto semplici. Il primo è stato quello di lucidarne una parte e quindi di riportare in vita il materiale puro, di rendere di nuovo evidente, di mettere in luce, quindi lucidare, portare luce su quello che è appunto la purezza di quel materiale, con un intervento minimo ma mirato. Successivamente cosa abbiamo fatto? Questo lungo tubo abbiamo tentato di metterlo in equilibrio su un asse, ma spostando il baricentro di questo tubo e quindi avendo una parte più corta e una parte più lunga, quindi partendo da un disequilibrio. Con il nostro intervento di lucidatura abbiamo tentato di ritrovare un equilibrio. Questo intervento quindi sottointende un equilibrio ritrovato dopo l'intervento umano. È proprio tramite quell'intervento misurato che si trova l'equilibrio giusto per fare stare in piedi le cose.
riflettiamo sul tema della rovina e della rinascita. Molto divertente. Bravo. Nel mio lavoro amo mischiare punti di vista e suggerire nuovi punti di osservazione per lo sguardo. Questo lavoro vuole essere un invito per lo sguardo, per guardare le cose di tutti i giorni secondo un'altra prospettiva. Quindi questo vecchio cancello diventa improvvisamente una sorta di cornice che suggerisce un modo di guardare le cose solite piuttosto che insolite in un altro modo, ecco. Quello che mi interessa non è mai cosa si guarda, ma come lo si guarda. Tende? Beh, cazzo si è teso questo. Sì. Parte dalla mia fascinazione per il paesaggio, in particolare per il paesaggio montuoso. E questo era uno dei punti comunque del cortile in cui c'era questa apertura molto evidente su uno spazio aperto. E le sagome delle montagne perché me le hanno richiamate assolutamente questo materiale che mi poteva permettere di lavorare con una sovrapposizione di livelli. Deve scegliere un posto? Secondo me sì. Ok, questo tiene su anche te. Già tutto il processo è un lavoro sulla sottigliezza degli equilibri e sulla difficoltà di far rimanere unite delle cose che in realtà non vogliono stare unite. Io di solito mi occupo di performance, quindi forse questo lavoro è un po' più simile a un'idea di performance, a un punto di vista preciso, che è quel cerchio là, in cui le persone si possono mettere per guardare il lavoro, e un altro punto che è quello dell'arrivo, che dovrebbe essere un attimo la sorpresa. Solo così appoggiato. No, ma là va bene, cioè partire tutto da là è perfetto, bisogna solo fissare. Allora, intorno al lavoro il tempo, bisogna capire. Ok, il tempo è
E lavoro. Tempo e lavoro. Andiamo a bere così. Io farei ancora un po', così, vedi? Qua continuerei. Sì, adesso lo tagliamo perché è veramente... Quello. Ma dubito. Questo suono a terra è praticamente un tubo che abbiamo trovato tra le cose che ci sono state consegnate. Io non so per quale motivo l'ho identificato un po' come il testimone delle staffette, quelle atletiche, quando ci si passa la staffetta. Se cade, la gara è finita, la squadra viene squalificata. Allora ho pensato che poteva essere interessante. Io mi sono concentrato molto sull'idea di gioco quando sono stato chiamato a partecipare a questo workshop, a questo lavoro. Ho pensato che poteva essere interessante se tutti in qualche maniera partecipassimo a questo gioco, e quindi questo non è altro che un testimone che chi avrà voglia di tenerlo lo otterrà, se non avrà voglia di tenerlo lo passerà. L'importante è che non cada mai a terra, perché altrimenti l'unica unione che ha questo elemento con la terra siamo noi che lo teniamo, che lo sosteniamo. Quindi insomma di passare questa responsabilità al pubblico. Vabbè, so anche tu sei pubblico. Non morde, a mia volta lo passo ad altri. Quindi questo mi raccomando, non farlo cadere. Non potete portare, non guardate che farlo non cadere. cade. È una lotta proprio all'ultimo secondo, nel senso che il secondo è distanziato non saprete mai chi è secondo e mai chi è dopo, ma il secondo è distanziato dal primo per un punto. Perse salame. Far from where we are di Caterina Rossato con Kensuke Koike e David Makor, quindi complimenti.